Buon pomeriggio signori, eccoci tornati su Crusader Kings 2. Siamo con il nostro sultano Saltuk, un sultano molto molto potente che domina incontrastato l'Asia Minore e adesso ha un alleato potente che è Neguai, che è il Banri. E è nei guai perché si è alleato con, appunto, con il Barney nella puntata precedente, ma ha un casino dietro l'altro il Barney, perché prima aveva Venezia contro, che era piena di armate, e adesso gli è scoppiata un'evoluzione in casa. Insomma, ragazzi, sta diventando veramente un peso. Inoltre siamo all'interno anche di un'altra guerra, una guerra in casa, dove abbiamo le armate di una rivolta ortodossa di questi nuovi stati che abbiamo conquistato, che ci hanno dichiarato guerra. Quindi abbiamo fatto il primo combattimento contro la rivolta Barry e abbiamo dato il nostro contributo. Ora dobbiamo però risolvere questo problema in casa. Io sarei per andare a prendere qualche mercenario, perché secondo me da soli non ce la facciamo. Però vediamo, perché i mercenari costano molto. Tipo quello che costa di meno è questo e costa 140, insomma. Però vabbè, c'è da dire che... Ma sì, dai, prendiamoli così andiamo sul sicuro. Non andiamo a intaccare troppo il nostro esercito. Per me ci può stare. E bentornati ragazzi, o malvenuti, vedete voi. Siamo contro questo brutto signore che dobbiamo subito andare a bloccare. Ora faremo appena i mercenari salgono di livello, li scagliamo contro di loro e poi nell'attesa facciamo arrivare anche il nostro di esercito. Bene, non sono ancora al 100%, sono al 78%. Intanto c'è nata un'altra figlia, mamma mia quante figlie. Karachik, va bene. E oggi sono stato contattato da mio fratellastro, lui mi ha detto che è sempre più preoccupato delle abitudini alimentari. Sì, mi metto a dieta, va bene. E no, non divento grasso. L'ho appena scelto di diventare di mettermi a dieta. Perciò ecco, ne risentirà un po' il mio livello di combattimento. Ma va bene così, perfetto. Intanto una mia cortigiana prende il tocco di Mida. Io volevo dare però un tutore a mia figlia. E volevo dare un... Ecco, tipo magari questo vassallo qua che gli sto sulle balle, invece gli appioppio mia figlia. Quindi il tratto... No, dai, non posso pioppiare mia figlia. Fatemi vedere, io che tratto caritatevole. No, dai, sarebbe contro il nostro stesso interesse dargliela a lui, quindi no. Cioè, nel senso, non rispetterebbe la nostra caratteristica di essere caritatevole. Sarebbe un'infamia. Quindi andiamo a qualcuno che ci ammira. Ma diamola a lui, dai, diamola al maestro. Intanto qui il tocco di Mida, ok, eccellente, va bene. A me non interessa particolarmente questa cosa. Qui intanto l'armatia è a 5000, andiamo a usarla in attesa che arrivi il mio esercito. Ok. Ok, sto un po' soffrendo la fame. Qui il mio esercito sta per essere sconfitto, ma non è un problema, l'ho fatto apposta. Perfetto, proprio per ridurre il numero e poi attaccare subito io, subito dopo. Adesso no, questo lo chiudiamo via così. E voilà, andiamo subito all'attacco. E voilà, vittoria facile. Quindi i più rompiscatole li abbiamo terminati. Ora andiamo a chiedere la pace, quindi imporre le richieste. Catturato. E tu, mio caro, farai una brutta fine. Allora, fammi vedere. Porta della siggetta nelle segrete. Umilia, tortura, complotto, giustizia libera. Ok, allora andiamo a prigionieri. Lui lo andiamo a eseguire. Perché
Allora, perché lo andiamo a eseguire? Perché prima di tutto sono superbo, quindi credevo di vincerla tranquillamente. Sono sì gentile, sono caritatevole, ma sono anche giusto. Quindi uno che si ribella nel mio regno contro la mia religione, non andiamo d'accordo. Inoltre sono anche stressato, perciò ci sta una mossa secondo me un po' più impulsiva. E la mossa impulsiva è proprio questa, che gli taglio la testa. Anzi, lo impicco da quanto si sente dall'audio. Intanto andiamo a rompere le scatole alla rivolta e portiamo anche il mio esercito. Facciamo che in realtà l'esercito lo congediamo, va? Che ci costa veramente tantissimo. Ok, proseguiamo in questa guerra che non ci tocca. Però è giusto che vinca. Cioè deve vincere il... deve vincere il... Ancora incinta, mamma mia. Deve vincere il nostro favorito, perché abbiamo dei legami parentali. Quindi voglio che vinca, ovviamente. Non che vincano i ribelli. Qua devo iniziare a cedere un po' di terre, perché sono pieno, ragazzi. Sono pieno e è un bel casino. Qui intanto vedo che qualche fratellastro è diventato adulto. Benissimo. Vediamo che terre posso cedere. Tipo questa la potrei cedere. Amatrice. Ok, avevo già ceduto qualcosa. Forse avevo ceduto il ducato. Potrei cedere anche qualche altro ducato, effettivamente, perché a me di avere tutto questo controllo non interessa più di tanto. Anzi, non mi dovrebbe proprio interessare, perché è appannaggio degli altri. Però ovviamente devo darlo a qualcuno che tipo qua controllo 3 regioni. Sono troppe. Questa per esempio la potrei dare via. Questa la potrei dare via. Allora, vediamo un attimo. Titoli minori. Vediamo se ho qualche cavaliere senza titolo. Ma credo di averli già distribuiti. Sì. Li ho già distribuiti questi titoli, quindi li lasciamo qui. Fatti vedere una cosa. Ok. Sono un po' troppo compassionevoli per i miei gusti. Questa regione qui va bene, la potrei dare via. Questa me la cioè, no, non è mia. Ok, questa è un po' loro. Va bene, devo trovare un modo di sbolognarmi delle terre, tipo appunto questa. Però a chi le do? Io ai miei figli ho già dato abbastanza, perché principe degli ottomani. Se no la do a mio figlio ereditario, che è il maggiore se non sbaglio, no? Perché vediamo. Sì, è il maggiore. Però non vorrei darlo a lui, a dir la verità, perché è troppo... E vediamo questa battaglia come va, dai. Dopo decidiamo. Fazioni pericolose. Aia. Aia. No, allora diamo qualche città. Diamo questa. Vediamo quali sono quelle che mi producono più soldi. Wow, tutte verdi qua. 108. 105, 113. Siamo lì. 108. Ah, questa sì la posso dare. Però a chi la posso dare, ragazzi? A chi la posso dare? Ah, mio figlio, questo qua non ha niente. Ok, allora gliela do a lui e gli do... Esatto, Erdek. Quindi cedo un altro territorio. Vediamo un po' se cambia la situa.
Ah, mi ha cambiato l'erede, vabbè. Mega scontro qua, ma si perde malamente. Però, attenzione, se arrivassi anche io, perché c'è il 20. Vediamo, vediamo. Ma non ce la faccio arrivare in tempo, però forse, non lo so. Forse. Attenzione, il nostro intervento mi sa che sarà decisivo per la battaglia. E... Allora, contro la stazione commerciale, il denaro affluisce nella stazione commerciale degli eregli, ma i tuoi rapporti con la famiglia dei mercanti che controlla si sono guastati. Quindi la loro lezione, senza ricorrere, quindi potrei dare una lezione a loro senza ricorrere alla guerra. Potrei radunare una folla inferocita che la rada al suolo. Ma io alla fine sono gentile, sono stressato in realtà, però sono anche giusto. No, la cosa potrebbe sfuggirmi di mano, sono giusto ragazzi. Ok, siamo entrati, adesso vittoria netta. Vittoria netta con la nostra entrata. Attenzione, però qua abbiamo un esercitone, ce la giochiamo sui numeri. Aia, 20.000. Se questi entrassero però mi farebbero un grande favore. Attenzione, attenzione, 18.000. Mamma mia. Una battaglia epica ragazzi. I nostri due re che combattono assieme a questa battaglia. Non lo so. Non lo so come potrebbe finire. Beh, il mio esercito è un bello grosso, ragazzi. È bello grosso. Attenzione. Bene, abbiamo sconfitto anche l'ala a destra. E ora andiamo in due sull'attacco con l'ala sinistra. E le prendono. Però sì, no, beh. Attenzione, si è unito un altro esercito. Attenzione. Attenzione, che è stato subito sconfitto. Ok, perfetto. Messo in fuga, però insomma tensione c'è stata. I promessi sposi possono sposarsi. Quindi il mio fratellastro con la cortigiana, assolutamente. Inviamolo. Allora, però io voglio che sia lui il mio primogenito. Allora, gli diamo il ducato. Questo ducato qua. No. No. A lui che cos'è? Ah, di qua. Ok, allora vediamo. Mi sa che non l'ho fatto. Non c'è ancora questo ducato. Va bene. Vabbè, comunque vediamo adesso, dai, c'è ancora tempo. Sono ancora giovani. Ragazzi, battaglia vinta. Battaglia vinta. Bene. Il nostro fratellastro ha accettato la proposta di matrimonio. Signori, battaglia vinta. Però ci dà... Allora, la rivolta ci dà... Punteggio di guerra ci dà svantaggiati. Sì. Nonostante la battaglia. Allora, mio cognato è un ottimo capo quadi. Fatemi vedere chi c'è adesso. C'è l'imam, che mi vuole abbastanza bene. Questo mi vuole bene. Ma in realtà sì. È umile, arbitrario, paziente, onesto. Già il fatto che sia onesto. E questo invece com'è? Dotto, giusto, superbo, coraggioso. E me lo dice chi? Karachik. Chi è Karachik? Karachik è la moglie del mio fratellastro. Ah, che ambiziosa. Wow, che moglie, ragazzi. Che moglie. No, non diventerà. Mi dispiace, Karachik.
Attenzione Murad. Attenzione, il figlio Murad. Lo chiameremo Murad II. Attenzione. Potrebbe darci delle soddisfazioni. Voglio assolutamente seguirlo io se riesco, sì. Perché il nome promette bene. Non sarò ricattato. Hai capito, sto infame. Attenzione, 20.000. 20.000, chiedo al mio socio qua di intervenire anche lui. Ah, non me lo fa fare. Attenzione, mi dichiarano guerra in tanti. Ok, va bene. Cerchiamo di intercettarlo prima che se ne vada a quel paese. Questa è una spedizione di cui io non voglio avere niente a che fare. Quindi attenzione. Ok, perfetto. Tagliamo la strada in questo modo. No. Andiamo qua. Ok. E prendiamoci d'assalto questo esercito qua. Montagna. Speriamo non arrivi in tempo. No, non dovrebbe arrivare in tempo. E dovrei averla vinta. Perfetto. Bene, questa l'ho vinta. Fazioni pericolose ancora. Attenzione. Vabbè, se ne erano andate. Intanto 3 titoli possono essere creati, ma non li creerò ancora. Città e templi o costruzione navale. No, direi città e templi possono essere aumentati di livello. Qua. Allora, il sultano. Chiamata alle armi. Io l'ho chiamato alle armi però il sultano. Ok, eccolo qua. Chiamata alle armi. Ok, perfetto. Risponde per forza. È obbligato praticamente. Vediamo se mi darà udienza. Qui non posso ormai attaccare nulla. C'è mia figlia che non ha un obiettivo. Ragazzi, mamma mia che figlia. Andiamo sulla parte ricca. Mamma mia. Abbiamo un figlio potente. Ok, attenzione. Sì, va bene, voglio l'attacco. 4.000, va bene. Devo capire cosa sia successo. Ah, si sono radunati spontaneamente. Ok, per venirmi in soccorso, assolutamente. Andiamo. Qua dovrei vincerla perché comunque ho un 100% di bonus e lui ha... E a chi vado in guerra qua? Non capisco. Boh, adesso vediamo. Non credo con questi. Ah, l'abbiamo persa. Minaccia il vassallo assolutamente. L'abbiamo persa. Posso uccidere il leader. Posso uccidere il leader? Direi di sì, assolutamente. Leader rivolto ottomana, assolutamente. Io dovrei avere un alto... Oddio, mica tanto. Ragazzi, potrei... Con il tratto superbo potrei giocarmela. Stavo seguendo No Sir One attraverso le montagne quando il borgomastro Alexion mi ha messo da parte. E lo prenderò il mio signore che ovviamente prende la sua lancia. Quindi il mio borgomastro si è messo al mio posto. Mi ha evitato la perdita. Ti chiedo perdono, forse in qualche modo. Ok, va bene. Questo l'abbiamo fatto una blackmail, va bene.
Ah, abbiamo perso qui la guerra, signori. Però ci dà vittoriosi, ci dà vittoriosi. Non è che l'ho magari imprigionato, no. No. Attenzione, mi intercettano anche questo. Attenzione. Allora, ho un bel po' di ricchezza. Direi che è ora di usarla, che adesso ci serve. Quindi andiamo a parte che posso reclutare ancora le leve dei vassalli. Sono 213, che non è mai male. Ma poi io posso unire queste qua con... ordini sacri, 4000 truppe. 131 e costa 19. Mentre invece i mercenari ho... Wow. Ah no, 5... mi costa 24 con 140. No, voglio andare sul sicuro. Andare sul sicuro, quindi prendo sempre gli amici Z qua. Li assoldiamo. Ci spostiamo di qua. Quanto vanno lontani questi? Ok. Rendezvous qua. Ok, loro stanno fermi qui. Loro si compattano. Aspettiamo il mio signore qua in questa posizione, tanto che arriva. Allora, mio cortigiano potrebbe diventare... Wow, ma che belli questi personaggi. Attraente oppure svogliato e pulito. No, io non... Ah, può diventare socievole. Ma a me cosa me ne frega. È innamorato del suo aspetto, cerca sempre di apparire al meglio e avendo proprio necessità di mantenersi pulito. Ma sì, ma fai pulito. Che me frega a me. Fai quello che vuoi, guarda. Allora, andiamo avanti. Questa è montagna, sì, purtroppo. Ci riuniamo qua. Tanto vedo che il regno di Costantinopoli è in guerra. È in guerra e dopo che le abbiamo mozzata la testa è bello... Wow, 100% però qua, a rischio. Dopo che gli abbiamo mozzato la testa è andato in scatafascio, 23. Certo, magari non è quello da 11, dovrebbe guidare la campagna. Ah, però questo è ah no, soldato tenace, giusto. Qua. E io guido di qua. Va bene, dai, andiamogli addosso perché i soldi, il tempo è denaro. Ok. Sta succedendo delle belle cose, ragazzi. Attenzione allo scontro, seguiamolo. Allora, abbiamo una superiorità di 3200 uomini. Però non so se basta perché loro giocano in difesa. Quindi, però vedo che già il loro esercito centrale è andato già in rotta. E che l'esercito là alla destra non ha un comandante. Noi adesso stiamo attaccando con le frecce tutta la parte di sinistra con due eserciti. Wow, ancora una moglie incinta, perfetto. Mi aumenta il prestigio solo questa cosa qua. Tra l'altro qual è il mio obiettivo, ragazzi? Sposo ed erede. Ok, devo aspettare che un figlio mi diventi grande. Wow.
Ci spiegherò ancora un casino. Attenzione, la battaglia sta andando nel corpo a corpo. E nel corpo a corpo subiamo tante perdite. Attenzione. Probabilmente è dovuto a un fattore di difesa loro. Perfetto, però abbiamo mandato in fuga l'esercito del nostro Nosir il giovane. E adesso siamo 3 contro 1. Anche se messi male, perfetto, li ha mandati in fuga. Ora la cavalleria li sta maciullando. Perfetto. E dovremmo aver vinto. No, non abbiamo ancora vinto. Non è ancora detta l'ultima. Non è ancora detta l'ultima. Inseguiamoli a questo punto. Dobbiamo cacciarli. Loro probabilmente si ritireranno nelle loro zone. Attenzione qua. Il Barri ha fatto una conquista. Attenzione, non posso aiutarli. Guardate qua il numero di unità in campo, ragazzi. 12.000 contro 10.600, ragazzi. Delle unità veramente molto grosse. Noi non riusciamo neanche a arrivarci. Non possiamo neanche immaginarcele. Intanto i nostri alleati scusate, avversari stanno scappando. Stanno tagliando la corda. Dovremmo riuscire a ingaggiarli. Eccoli qua, si sono fermati qui. Vediamo adesso se scapperanno. Probabilmente no. Tra l'altro è una pianura, quindi non hanno neanche difese dal nostro attacco. Li piomberemo dalle montagne. Piomberemo dalle montagne, signori. Guardate come li stiamo schiacciando. Qua superiorità numerica, ragazzi. Non ci sono più le montagne a difendervi. Un esercito è andato. Questo mi compiace. La mia pupilla mamma mia, spettacolare. Allora, te allora, posso dargli gentile o dotta? Però gentile. Tu andrai aspettate. Tu andrai in matrimonio a mio figlio, il primogenito. Ah no, però aspetta, c'hai 16 anni. È un po'. È un anno. No, aspettiamo. Intanto mi dice: attenzione, la tua saggezza clemenza leggendaria, il grande si sposino. Quindi il leader della rivolta mongola, ok, vuole che la mia cortigiana si sposi. Vediamo la mia cortigiana com'è. Ragazzi, però no. No, non ti do una moglie così bella. Continuiamo a seguire ormai lo scontro, ma abbiamo vinto. Anche non c'è scampo per gli avversari. Andiamo a far fuori questo da 300. Mi sto un po' dilapidando, però vabbè. E anche questo esercito l'abbiamo fatto fuori. Attenzione ai complotti, mi dice il mio fratellastro fa un complotto contro l'erede. Contro mio figlio. Questa cosa non mi piace. Andiamo a chiedere un medico intanto. Inseguiamo ancora l'esercito nemico. Cerchiamo proprio di massacrarli il più possibile. Allora, vediamo questo pellegrino qua. Medico famoso, per me è più che sufficiente. Reclutiamolo per 10 monete. Tanto vediamo, ok, va a rifugiarsi qui l'esercito nemico. Perfetto, abbiamo Murad. Come lo chiamiamo questo? No, diamo un altro nome. Ok, lo chiamiamo in questo modo. Un altro figlio, ragazzi. E lo facciamo orgoglioso. E diamo un tutore. Il tutore sarà un mio maresciallo. Ok, l'esercito si sta spostando. L'esercito nemico. Tentano ancora di dare battaglia, ma non hanno proprio capito niente. Inseguiamo. Dai ragazzi, cerchiamo di chiudere questa battaglia, questa guerra.
Non ho prigionieri. Bene, abbiamo terminato una guerra. Il nostro avversario, il nostro amico del Bahari ha vinto, ma ha fatto una roba che non mi piace. Vabbè, è venuto a sconfinare da noi. Intanto la rivolta qua è proprio scaturita una rivolta da One. E sarebbe il momento giusto di attaccare Trebisonda, ragazzi, perché non possono entrare anche in questa guerra. Tra l'altro attacca con questi. Vabbè, ma sono dei pazzi quei Trebisonda. Diamo il colpo finale all'esercito nemico, che continuano a prenderle, a buscarle. Ok, perfetto. E sono ancora vivi, porca miseria. Allora andiamo qua e prendiamogli il castello a questo punto. Prendiamogli un territorio, perché con 900 ormai sono spacciati. Ma cos'è che volevano loro? Scusate. Il potere del consiglio aumenta. Eh sì, ti aumento io adesso il potere del consiglio. Andiamoli qua. Ah, sono arrivati dei rinforzi, eh. Sono arrivati dei rinforzi, però vabbè. Attenzione, scappano da noi. Ok. Dobbiamo vincere comunque, anche se le statistiche sono contro di noi, ma dovremmo vincere senza problemi, spero. Poi intanto continuiamo a prendere d'assedio. Allora, il mio vassallo, il Timarò, mi dice che lui potrebbe essere un ottimo imam. Anche lui si chiama Saltuk. Ma Saltuk immagino sia già il mio imam. Sì, lo facciamo diventare, va bene. Ok, qua abbiamo vinto, perché comunque il numero di pezzi di unità è sorvertiante rispetto alle loro. Perfetto. Perfetto, abbiamo catturato il nostro socio. Quindi via. Perfetto, l'abbiamo catturato. Ora subito disbandiamo le truppe, perlomeno quelle nostre. Siamo tornati in pace, perfetto. Perfetto, perché ho bisogno adesso di stare un attimo calmo, perché sennò qui, ragazzi, è un casino. Attenzione, attenzione. Il mio fratellastro mi vuole fare fuori. Mi vuole fare fuori. Adesso iniziano tutte le lotte intestine. Attenzione, fazione pericolosa. Attenzione. Ragazzi, sarà veramente difficile mantenere il trono, ma ci proviamo. Allora, mettiamo giù l'esercito. Mettiamo giù anche il nostro, se non abbiamo più unità. Lui lo andiamo a imprigionare. Allora, potrei radunare l'esercito, metterglielo in casa e dichiarargli guerra, in modo tale da non farlo neanche fare un rise, ma non lo farò. Quindi prendiamo lui e lo imprigioniamo. Ok, si rivolta, attenzione. 1, 2. Ok, c'è il figlio. Il figlio lo facciamo
Quindi combina fidanzamento con una mia figlia, così se ne sta tranquillo. Quanti anni c'ha? 12. Direi che possiamo dare Labro Leporino, gli diamo lei. Così se ne sta bello che tranquillo. Mia cortigiana, robusta, appagata, disonesta, cinica. Ah, ma poi è già appropriata. Quel che è giusto, quindi non appropriato, basta. Poi ho 300 miliardi di figli. Tanto dato mia figlia è sposa e li teniamo così tranquilli. Qui si sta radunando tutto l'esercito. Attenzione qua, per avere problematiche, togliamo. Andiamo a prenderci quell'infame. Cosa vedono i miei occhi da falco? Andiamo qua anche noi allora. E ci voglio essere anch'io. Era una bella bastonata. Attenzione. Ancora rivolta, accettiamo. Ok, siamo arrivati giusto in tempo per prenderlo. Appena finito il combattimento. Perfetto, sconfitto. Andiamo a prendergli subito qua. Osticane. Mio figlio prediletto inizia ad avere problemi. Lui ha il capo delle spie. Ah, 19 però. No, no, teniamolo. Teniamolo, teniamolo. Poi, allora, la mia figlia è... Ok. Lui ha solo questo. Devo dargli devo dargli una roba di conti. Wow. Il bilancio mensile non è proprio bellissimo, eh. Il bilancio mensile non è proprio dei migliori. Vabbè, adesso teniamo così un attimo. Questo castello dovrebbe andare giù. Mi dichiara guerra il re di Georgia. Con 4000 armate. Ma me ne faccio poi molto, a dire la verità. Allora, chiedo loro di intervenire in tutte le guerre. Sono obbligati ad entrare per forza. Esatto. Ok, io sono entrato nelle loro entrarono nelle mie di sicuro. E ci spalleggiamo a vicenda. Ora cingiamo d'assedio questo infame che voleva ammazzarmi. Ora ce n'è un'altra che vuole la mia testa. Il mio vassallo. Tanto prendiamo il castello d'assedio. Mi ha fatto la guerra al re di Georgia, ma pensa. Tra l'altro è già messo male. Ah, mi fa prendere un bel po' di territorio, di denaro, grazie. Proprio quello che mi serviva, il denaro. Allora, vediamo un attimo se riesco a... Ho un po' di prigionieri, effettivamente. Mio vassallo. Allora, ho due miei vassalli. No.
No, allora non lo faremo perché 145. 145 pezzi me li prendo volentieri come assicurazione. E anche qua. Tanto la stangata ve l'ho data. No, non ti voglio dare nessuna offerta. Intanto ho recuperato un bel po' di denaro, perfetto. Perfetto. Fa niente se c'è la guerra in corso. Allora, signori, ci lasciamo qua perché siamo già a un minutaggio abbastanza elevato. Ci sono un sacco di lotte intestine all'interno. Questa puntata probabilmente si chiamerà Parenti Serpenti, ragazzi, perché qua è un massacro, ma cercheremo di mantenere l'ordine. Ragazzi, cosa? 10.000? 22.000? Io vado in giro con 2.000 di armate. Va bene, dai, vediamo di mantenere il controllo sulla regione. Difficile, molto difficile, ragazzi, però ci proviamo. Alla prossima, grazie per essere stati qua. Mettete mi piace per far continuare la serie, ovviamente. E commentate che è bello sentirvi. Ciao.